Immagina a cura di Andrea Farris, Villa Massargia si è riversata alla nuova palestra intitolata all'ex assessore regionale Roberto Carlo Frongia, grazie al quale questa palestra oggi è in piedi e ospita oggi la grande serata di Nicola Mancosu, uno di quei 3.300 abitanti, e oggi può portare il nome di Villa Massargia oltre i confini nazionali con questo titolo internazionale. La prima chance della sua carriera, titolo continentale IBO, di fronte a lui Sergio Viglia, colombiano anche lui, alla caccia di un titolo. Si andrà per i pesi gallo, prima anche l'incontro a Claudius Sonin Lakatos e Luke, 6 incontri diretti di circa 15 settore tradizionale, core business, acquedotto e fognature. Abbiamo sviluppato il settore dell'irrigazione e, molto importante, anche il settore dell'impiantistica sia civile che industriale. Oltre ad avere i principali marchi a livello nazionale, abbiamo una struttura commerciale di tecnici commerciali sempre a disposizione dei nostri clienti per preventivi, consigli e assistenza. A livello nazionale, Idrosistemi fa parte del principale consorzio del settore, il consorzio Griffoni. Siamo in grado dunque di fare qualsiasi tipo di fornitura in tutto il territorio, alle stesse condizioni che possiamo praticare qui in Sardegna. Non vi resta che venire a trovarci per conoscerci personalmente. Il Budoni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. È solo Ugo, prova il diagonale. Trina di rigore basso da Palermo. Menez! Verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Dumbuya, ancora Dumbuya, poi la rovesciata che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi, il Čekićak riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascero ha tenuto col portiere, Cascero! Il Maddalena in vantaggio, minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi, sua posizione, Pilloni. Si va da Calarco. Solo lui la poteva chiudere. Madrid in porta di Gennaro, un capolavoro. L'avevamo detto, non va, è una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Comuni guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Mutis. Di Aramu, Calaresu, la tiene, prova Calaresu! E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Tocco corto per la botta in porta. E l'1-0, migliori senesi. Lupumbo, entra in area di rigore Lupumbo. Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta, Aloia! Con il muro vincente! Ed eccola qua, la festa! E vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A! Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con... Sarà Felix Rax che I piccoli ragazzi rappresenta l'IBO, la fede titolo, poi
ci sarà come arbitro il centro Giustino Di Giovanni, dopodiché Alessandro Roda, Sauro Di Clementi e Jérôme Led, francese quest'ultimo, a completare la squadra di giudici. Mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno. Si va con incontri di sparring. Guardo ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi, questo è l'anno dei miracoli. Credo che Graziano Meloni abbia presentato 2 nomi non presenti nella nostra scaletta, quindi in questi casi, specialmente in questi primi incontri, bisogna sempre andare con i piedi a punta, perché si rischia di non avere in mano la completa situazione. Accompagnato dal maestro del team box Cappai, Fabrizio Cappai, un maestro che Infatti chiamato Daniel Mamele del team Cappai, un'autentica leggenda della box isolana e oserei dire non solo isolana ma sui palcoscenici internazionali. e poi cerchiamo anche di riportarvi il nome del suo sfidante, ma comunque sarà un incontro di sparring. Ora un po' di attesa, nel mentre numeri in questa serata, numeri quelli di Nicola Mancoso, dopo le prime 5 sconfitte, dopo lo stop dagli incontri pro, l'inizio dell'avventura con Omar Loi, che l'ha accolto alla Villa Cidro Box, ha scelto di costruire un progetto, l'ha fermato, ha rimesso a posto le basi. Poi quando è partito Mancoso non si è fermato, 11 vittorie consecutive, oggi la prima grande occasione, una serata tra l'altro che potrà lanciarlo definitivamente nell'ottica di un titolo italiano ancora più importante. Già Mancoso appartiene alla top 5 nella sua categoria dei pugili che possono ambire a lottare per il titolo. Vincendo oggi questa cintura potrebbe conquistare pienamente il diritto di contendere qualcosa di ancora più prestigioso, per quanto parliamo oggi di un titolo continentale. Signore e signori, Leone Frau. Prossimo sfidante invece è Leone Frau. Io tra l'altro, magari è solo un'illazione, una teoria, una mia idea, è probabile che questo sia un incontro programmato nell'ultima mezz'ora, quando è saltato un incontro di sparring. Allora probabilmente si è deciso di aggiungerne un altro, ripareggiare i conti. Come vedete non c'è arbitro perché è solo sparring. Tra l'altro si ho sentito bene, sono entrambi atleti della stessa palestra, entrambi team Kappai, ve lo confermo anche. C'è la sita Kappai in entrambe le loro divise. Grande affluenza, tra l'altro già da subito, solitamente meglio anche da parte del pubblico, i numeri maggiori arrivano più in là con la serata quando si avvicina poi l'incontro clou. Oggi da subito la Villa Massargia, che storicamente non è abituata né ad avere pugili che abbiano mai lottato a certi livelli, ma né abituata ad ospitare determinate serate. Ecco, questa palestra avrà quell'obiettivo, portare anche più sport in generale, tant'è che ieri in una chiacchiera pre-conferenza stampa di presentazione di tutta questa serata, che abbiamo anche trasmesso in diretta live, potete andare a rivederla se volete sul nostro canale YouTube Diretta Sport Live TV, sindaco Deborah Porrà
parlando anche con molta disponibilità, ha proprio dichiarato che c'è la ricerca di società sportive, la voglia di dare più sport, ancora di più a Villa Massaggia, la Villa Massaggia che vive praticamente di solo calcio in questo periodo, e sicuramente anche qualche piccola altra associazione sportiva che non conosciamo direttamente, però insomma c'è un invito a voler portare sempre più sport in questo paese, chissà, magari attraverso anche il nostro canale diretta, noi che da anni, 10 anni, 2025 anni, 10 anni di diretta sport, vogliamo promuovere lo sport, l'abbiamo sempre fatto, allora mandiamo anche questo messaggio: se ci fossero società interessate ad occupare questa palestra polifunzionale dove si può praticare qualsiasi sport, beh ecco, allora fatevi avanti, contattate l'amministrazione di Villa Massaggia. Intanto è cominciato il primo incontro di sparring tra questi due ragazzi, chiaramente sono la primissima esperienza su un ring, conta solo prendere la confidenza con il quadrato, con l'avere l'avversario di fronte e anche provare ovviamente le prime combinazioni, le prime serie imparate in palestra. Tra l'altro questo è anche un po' un esordio più morbido, perché immagino si conoscano, essendo entrambi parti del Team Box Capai. Tanto finisce la prima di 3 riprese, ricordiamo che in questi casi sono riprese da 1 minuto. Adesso qualche indicazione ovviamente a entrambi, cosa è andato meglio, cosa è andato peggio. Altro punto per chi non fosse abituato a seguire, non fosse un intenditore di questa disciplina della nobile arte. Secondo round. Ricordiamo che nello sparring non conta far male, conta completare proprio le combinazioni, ma senza affondare il colpo. Una vera e propria dimostrazione. Anche se bisogna dire che ogni tanto, un po' anche per la carica di salire sul ring, un po' anche per un'età in cui chiaramente non c'è tutta quella maturità, sono bambini, ragazzi giovanissimi, qualche colpo forte va da una parte all'altra, però ci sta assolutamente. Termina anche la seconda ripresa. Bello l'applauso di accompagnamento a questi due giovanissimi. Bellissimo anche l'applauso è stato fatto poco prima del nostro ritorno in diretta per Nicola Mancosu, che si è intravisto per pochi secondi, ma insomma oggi c'è una Villa Massaggia qui per lui che vuole regalarsi questo momento. Sta andando intanto la terza e ultima ripresa da questi due ragazzi, l'ultimo minuto prima di lasciare oggi definitivamente il ring. Sono gli ultimi secondi. E finisce qua adesso il primo incontro di questa serata insieme. Una serata che coincide con la serata dell'allineamento dei pianeti del sistema solare, che all'aperto c'è un modo per poter ammirare quello che sarà sicuramente uno spettacolo astronomico
difficilmente ripetibile nel corso di una vita. C'è chi spera che i pianeti si allineino tutti dalla sua parte ed è chiaramente Mancosu questa sera. Però ci sarà tempo per il suo incontro, per le emozioni del suo incontro. Adesso ovviamente in parità, proprio perché l'incontro di sparring. Daniel Mameli e Leone Frau, compagni di squadra del team di Fabrizio Campai di Quarto Sant'Elena. Adesso vedremo se si passerà a un altro incontro di sparring, ma dovrebbe essere comunque arbitrato, vi ricordo, da Ornella Farci. Passiamo alla seconda esibizione della serata. Anche in questo caso un atleta del team Campai. Chiamiamo all'angolo rosso, signore e signori, Igor Pizzalis. Anche qua, anche in questo incontro chiamato Igor Pizzalis. Team Campai anche lui. Però sarà una semplice esibizione anche questa, come l'ultima a cui avete assistito. Igor Pizzalis del Team Box Campai, accompagnato anche in questo caso dal maestro. Teniamo di conoscere anche il suo giovanissimo avversario. Matteo Manini. Siamo proprio ai pesi minimi. All'angolo blu per la knockout ultra, signore e signori, Giuseppe Staffa. E Giuseppe Staffa. Angolo blu Giuseppe Staffa. Eccolo qua, lo vedete? Hanno provato il caschetto. È stato difficile per il nostro povero Andrea Farris trovarlo subito. Non tanto perché il basso statura è piccoletto, ovviamente solo un bambino, ma perché poche luci, allora diventa più difficile anche per lui lavorare. Regionale, l'ex pugile Massimo Pinna. Adesso invece la luce sul ring lo si vede perfettamente, anche stavolta 3 riprese da 1 minuto, ancora una semplice esibizione. Anche ora ovviamente lo scopo è provare i primi colpi, non fare male al proprio avversario. Infatti non c'è neanche bisogno della presenza di un arbitro ufficiale all'interno del ring. Primo minuto di combattimento che inizia adesso. Vi lasciamo alle immagini a questo momento speciale per Pizzalis e Staffa. Fuori i secondi. Seconda ripresa.
Fuori i secondi. È la terza e ultima ripresa. Termina anche questa seconda esibizione. Invitiamo i ragazzi ad andare al centro del ring per la proclamazione del vincitore. Vengono invitati adesso Pizzali e Staffa Complimenti ragazzi, complimenti. ad andare al centro del ring come di consueto per l'annuncio del verdetto. Ragazzi al centro del ring. Pubblico ben partecipe che applaude anche a questi due ancora più giovani rispetto a prima. Signori e signori, ragazzi, in questo caso l'incontro è stato giocato pari. Ovviamente parità. Bravo Igor e bravi Giuseppe. 5 anche contenti entrambi. E allora un buon modo comunque per entrare piano piano nel clima. Una serata che salirà di livello match dopo match. Vediamo se c'è un'altra esibizione. Per il team Capai di quarto, signore e signori, David Codoni. Ancora esibizione, quindi. Tante esibizioni. David Cogoni accompagnato da Denise Capai all'angolo. David Cogoni all'angolo rosso. Questi sono nomi che scopro insieme a tutti voi che ci state seguendo fuori scaletta. Per la team box Capai, signore e signori, Daniele Podda. E Daniele Podda, David Cogoni e Daniele Podda. Questa terza esibizione. E allora anche adesso lasceremo alle immagini tanto anche immagini un po' di pubblico presente anche sulle gradinate della palestra, non solo sulle sedie, sui posti preparati dalla Village Idol Box insieme, lo ricordiamo, alla UPI Since 82, oggi presente anche il suo presidente Alessandro Cherchi, che non voleva perdere questa occasione, lui che l'ultima volta in Sardegna è stato a novembre con l'evento di Carbonia. E signor Massimo Pinna, anche in questo caso 3 round da 1 minuto ciascuno. Un centro ring invece a controllare che tutto vada bene Massimo Pinna, che adesso farà incominciare i due ragazzi. E allora anche in questo caso vi lasciamo a questa esibizione.
c'è tutto qui? È la seconda ripresa. Presa. Facciamo un grande applauso a David Cogoni e Daniele Podda che si sono esibiti in questa pre-serata della serata di Villa Massargia. Termina così un altro incontro di esibizione. Chiaramente finirà anche in questo caso in parità. E intanto vedremo quando cominceremo a entrare una vera e propria serata per vivere insieme gli incontri, quelli veri. Senza togliere nulla ovviamente alle prime esperienze di questi ragazzini. Passiamo all'ultima esibizione. Però abbiamo ancora un'altra esibizione. Allora scopriamo insieme tra chi. Che prevede la rotazione con 3 atleti che andiamo subito a conoscere. All'angolo rosso per il team Campai, accompagnato dal maestro Fabrizio Campai e Matteo Marini, signori e signori, Simone Pizzus. Allora, Simone Pizzus, il primo a essere chiamato, tra l'altro l'annuncio di Meloni, 3 sfidanti nello stesso incontro. Allora vedremo questa scelta inusuale a cosa ci porterà. Uno dei 3 ce l'abbiamo già, adesso verrà chiamato il secondo. Il suo avversario all'angolo blu per il team box Campai, signore e signori, Mattia Sporcu. Abbiamo Mattia Sporcu come secondo sfidante. E tra poco conosceremo anche il terzo. Ammesso che c'è un po' di curiosità adesso a vedere come incroceranno. Probabilmente faranno
una ripresa uno contro l'altro con le 3 combinazioni, una ripresa per combinazione. Mi viene questo in mente. Però diciamo che sono esibizioni queste, vale tutto, l'importante è che i bambini per primi si divertano. Ragazzi, al centro del ring per il saluto e possiamo partire. Allora vi lasciamo anche a questo incontro, a questa esibizione, e comincia adesso. Primo round. Eccomi qua. Sì, ho lo zaino qui. Ti è piaciuto? Va bene, la qualità. Infatti gli è venuta molta fame. Sono fuori ora. Mi dai? Signori e signori, sale sul ring Paolo Marini e prenderà il posto. Eccolo, il terzo fuori Mattias Porcu, dentro Paolo Marini, e quindi sta andando come avevo previsto. Questa è la seconda combinazione, poi Marini rimarrà dentro e sfiderà proprio Porcu. Dovrebbe andare così. Tra l'altro qualche problema forse. Un incontro che deve ancora cominciare. Abbiamo praticamente 3 incontri da un round. L'idea comunque nonostante tutto carina, anche divertente. Poi come ho detto anche prima, la cosa che più conta è che alla fine si divertano loro, questi piccoli protagonisti. E ripeto, divertirsi, conta solo quello, oltre che prendere un po' di confidenza col ring. Allora, il piccolo Staffa, tra l'altro anche vicino a noi, lui lo vediamo felice e quindi insomma va benissimo così. Eccolo, adesso Pizzus dovrà lasciare il ring. Simone Pizzus scende dal ring e sale nuovamente Mattias Porcu. Ed ecco di nuovo Porcu. Mattias Porcu, 11 anni di Castiadas. Termina anche il terzo incontro, terza ripresa.
Anzi no, ne abbiamo un'altra, ne abbiamo un altro. accompagnato da Matteo Marini all'angolo, Fabrizio Cappani, mentre all'angolo blu Allora, non chiarissimo, forse ci siamo persi qualcosa. Castianas. Ultimo round. Ultimo round, ultimo minuto che va ora. Facciamo un grande applauso. Adesso sì, siamo alla fine. Sul ring Mattia Sporcu. Tra l'altro la fine degli incontri d'esibizione, così come aveva preannunciato all'inizio di questo incontro inusuale Graziano Meloni. E poi si partirà con gli incontri veri. C'è stato chi ha superato gli altri, ma gli incontri sono stati giudicati pari. Complimenti ragazzi. Complimenti Paolo Marini, Mattia Sporcu e Simone Pizzus. E con questa esibizione abbiamo concluso l'intro di questa serata e andiamo ad annunciare il primo incontro tra giovani ragazzi. Adesso si fa sul serio, amici di Directa Sport, perché inizia ora veramente la serata che ci porterà a vivere insieme l'incontro tra Nicola Mancosu e Sergio Villa per fare il titolo continentale IBO per i pesi gallo. Si parte con un incontro di sparring ma con arbitro ufficiale. Vedremo quanto ci sarà da attendere, immagino pochissimo, perché già intravedo l'angolo rosso, quello alla vostra destra, per chi si stesse collegando in questo momento. Un movimento, uno sfidante è pronto. Dopo le esibizioni andiamo ad annunciare il primo incontro della serata che sarà giudicato con i cartellini. Categoria sparring yo allievi, chilogrammi 50, 3 round da 1 minuto. L'arbitro dell'incontro è la signora Ornella Farci. Come preannunciato fa il suo esordio oggi come centro, come arbitro, Ornella Farci. In bocca al lupo a lei ovviamente. Di Quattro Sant'Elena, accompagnato dal maestro Fabrizio Cappai e Roberto Morino. Signori e signori, Cristian Pinna. Cristian Pinna si entra ufficialmente in scaletta, è lui il primo a salire sul ring all'angolo rosso, atleta del team Box Cappai. Cristian Pinna, 12 anni di Uca, lottato in corso. Pinna già al suo posto, adesso è pronto anche se non lo vedete a salire, lo intravedrete ora. Associazione sportiva dilettantistica Per la Villa Cido Box, organizzatrice Marco Ecca. Marco Antonio Ecca. Saranno 3 round da 1 minuto anche per loro. La differenza è che adesso, anche se è uno sparring per allievi di 50 kg, un vincitore ci può essere questa volta. Il principio però è lo stesso. Non è importante, anzi non devi affondare il colpo, ma devi portare a termine l'esecuzione. Non ti faccio male, ti dimostro che avrei potuto farlo. Più o meno è così, in parole povere. Per adesso con anche
interruzioni di un vero arbitro. Ultimi cenni anche di Ornella Farci con Francesco Randacci, magari anche da parte sua una rassicurazione, un vedrai che spaccherai tutto. Chiaramente è un inizio soft, un esordio soft, perché è sparring, perché sono ragazzini, però è chiaro che quando c'è una prima volta c'è sempre un po' di emozione, un po' di brivido, di quei brividi belli della vita. E chissà che non lo stia provando, oltre che nella faccia, anche la coppia Cristian Pina e Marco Ecca, i due sfidanti. Anche se abbiamo perso Ecca, era salito sul ring e poi nella concentrazione su questo esordio, su questo momento, per questo nuovo arbitro, da cui ancora una volta lo dico, diamolo in bocca al lupo, abbiamo perso il piccolo Marco Ecca. Problema tecnico, non ci dicono cosa di preciso, magari qualcosa inerente alle protezioni. Tanto risate intorno al ring, la gente continua ad arrivare. Presto vedremo tutti in piedi dietro alle sedie, perché posti sulle gradinate e anche nelle sedie, nei posti a sedere, sono terminati. Tra l'altro, ecco, una cosa che è giusto citare, è bello citare, è la che questo evento è gratuito, la gratuità dell'evento, perché questa è una decisione voluta dal comune di Villamassargia, che ha organizzato insieme alla Velocido Box e la Opis 82, nell'invito proprio dei suoi cittadini in una serata così speciale comunque per tutta la comunità. Ha detto: è giusto che non pagate, è giusto che possiate godervelo gratuitamente questo spettacolo. Tante immagini su Ornella Farci, un lode a lei, si è accorta subito che c'era un problema, ripeto, credo proprio nelle protezioni di Marco Ecca. Ricordiamo, lui della Villa Cidro Box, lì sotto c'è infatti anche Omar Loi. Per lui serata lunga oggi, settimana lunga, chissà quanto, perché ovviamente quando si è anche organizzatore di una serata le fatiche non sono doppie, sono 10 volte tanto. E ovviamente il suo obiettivo, si augura lui come tutti noi, che vada tutto liscio, così che poi a una certa potrà concentrarsi soltanto su Nicola Mancosu. Inizia intanto l'incontro, ve lo ricordo, 3 riprese da 1 minuto, incontro di sparring. Prova subito a prendere il sopravvento Pina, ma credo che Pina sia stato anche ben colpito da Ecca e ci c'è anche la prima interruzione. Per un colpo irregolare da parte di Pinna, mentre Ecca ha affondato troppo. E infatti credo che adesso Farci abbia ricordato entrambi cosa vuol dire fare sparring. Però è normale, come abbiamo anche, come ho detto all'inizio proprio della serata col primo incontro esibizione, la carica poi sul ring, anche un po' l'inesperienza, l'immaturità dell'età, fa sì che qualche colpo di troppo invece venga affondato. E come. Tanto termina la prima ripresa, primo minuto che è andato.
indicazione da una parte e dall'altra. All'angolo rosso c'è Fabrizio Cappai, un'altra figura di punta del movimento pugilistico sardo, sia da pugile, ovviamente ex pugile ormai, sia anche da allenatore e presidente di palestra, tra l'altro anche grande partner di Directa Sport nella diffusione e nella promozione della box a livello regionale. Ci sentiamo comunque anche noi partecipi della grande crescita del movimento degli ultimi anni, ecco, e questo anche grazie a Cappai, che è stato uno dei primi a credere in noi. Tanto è iniziata la seconda ripresa tra Pinna e Ecca. Tiene bene il centro del ring Pina, si muove tanto Ecca, sembra essere più agile rispetto al suo avversario. Anche due approcci, due stili diversi. Ultimi secondi anche della seconda ripresa. E allora un altro minuto di riposo per entrambi prima poi dell'ultimo minuto di battaglia alla fine del loro incontro. E lo ricordiamo, in confronto alle esibizioni che avete visto in precedenza, adesso un vincitore ci può essere. E anche per questo entrambi, sia Eka che Pina, ci tengono, vogliono emergere, vogliono avere la meglio, dovranno farlo con la tecnica, non possono affidarsi alla mera forza dei colpi. Fuori i secondi. Terza e ultima ripresa. Iniziata adesso l'ultima ripresa tra i due. Termina così l'incontro. Si liberano dei caschetti, si liberano anche dei guantoni sia Cristian Pina, ricordiamo, del Team Box Cappai, e Marco Ecca della Villa Cidro Box. Signore e signori, dopo la lettura dei cartellini, il verdetto è il seguente. L'incontro è stato giudicato pari. Pari anche in questo incontro. Complimenti a Cristian Pinna e a Marcantonio Ecca. Stavolta non era scontato. E allora, parità. Ricordiamo, era un incontro di sparring e adesso ci addentriamo negli incontri dove invece i colpi verranno affondati e come. Tra l'altro vedremo se ci sarà
una presentazione generale di tutti i fighter che saliranno sul ring o se invece andrà avanti. Intanto Fiori, questa è la premiazione oggi per tutti gli atleti. Tutti gli atleti che sono saliti sul ring con un ricordo, in questo caso un mazzo di fiori. Una proposta, un'idea dell'amministrazione di Villa Massargia, che ricordiamo ha fatto sì che oggi i suoi cittadini potessero entrare gratuitamente in questa palestra per vivere questa serata. Una bellissima sinergia con Mancosu che non avrebbe potuto chiedere di meglio come prima opportunità per vincere un titolo. Categoria Schoolboy, chilogrammi 46, 3 round da 1 minuto e 30. Intanto Angelo Brioccia, centro di questo incontro, categoria Schoolboy, 46 kg, Per la Knockout Boxing Club, all'angolo rosso per la Knockout UTA Damiano Pillitu, contro di lui ci sarà Omar Badawi della Box Toma. Damiano Pillitu, figlio d'arte accompagnato dal proprio papà all'angolo. Pillitu accompagnato dal proprio padre. Un match per lui nonostante la giovane età. All'angolo blu per il Box Toma. Saranno 3 round a 1 minuto e mezzo. Dottore Tronci, Omar Badawi. Omar Badawi, 13 anni, 12 match per lui. Omar Dal maestro Badawi invece accompagnato dal maestro Tore Tronci. Allenatori che hanno deciso di intraprendere I controlli di Brioccia, che deve ancora avvicinarsi a Badawi. Le scuole di sport da combattimento dopo essere passati sotto i suoi insegnamenti. 3 round da 1 minuto e 30. Ricordiamo angolo rosso Pillitu, angolo blu Badawi. 3 round da 1 minuto e mezzo, categoria Schoolboy, 46 kg. Inizia ora l'incontro con un Badawi che potrebbe avere anche il vantaggio di avere delle braccia più lunghe, può giocare su una media distanza più facilmente rispetto a Pillitu, che dovrà invece cercare di giocare corto. Tanto scivola, allora Brioccia deve subito fermare, che è tutto a posto, ma ha fatto solo uno scivolone da parte di Pillitu. Prova ad andare con una prima combo Badawi, adesso che col diretto molto rapido Badawi, che può, lo state vedendo, anche giocare con la distanza. Pillitu obbligato a trovare il modo invece di stargli vicino nel momento giusto per poter attaccare. Ora così una finta di Pillitu per dare sotto e provare magari a lavorare sulla figura, poi non ci è riuscito. Sta per terminare la prima ripresa. E prima ripresa che finisce qui. Momentaneo riposo per Pillitu e Badawi con questo bel applauso. Tra l'altro qualche secondo fa è passato proprio di fronte alla nostra postazione Patrick Appai. Noi abbiamo raccontato i suoi 2 titoli mondiali, vi abbiamo raccontato tanti incontri di questo ragazzo, che oggi però è qui solo in veste di spettatore per dare una mano a un amico come Nicola Mancosu, con il quale ha condiviso serate di box, con cui spera di doversi complimentare alla fine dei giochi. Fuori i secondi.
Bisogna andare con la seconda ripresa. Seconda ripresa. Vediamo chi ne ha di più tra Pillito e Badawi. Fino a qui Badawi, anche sfruttando bene il suo vantaggio fisico, si è fatto valere un Pillito che è partito agguerritissimo, però si è abbassato troppo. Per questo l'intervento di Brioccia, bisogna tenere la testa più alta. È chiaro che Pillito cerchi di abbassarsi, di eludere le braccia di Badawi per poi colpire magari nella zona dell'addome o sui fianchi. Però abbastanza ben composto Badawi fino a qui. Adesso un buon destro, buona combinazione di Pillito. Prova a tenerlo più lontano. Badawi ha provato ad andare anche col montante parato. Stavolta invece è andato a segno col destro Badawi, poi ancora prova a lavorare sinistro e poi affonde con il destro. Ora si deve staccare. Ultimi secondi anche di questa ripresa. Termina anche il secondo round. Bisogna recuperare l'energia, bisogna respirare bene, poi un ultimo minuto e mezzo dove bisogna dare tutto. Ancora l'immagine del nostro Andrea Farris sul giovanissimo Damiano Pillito, con l'assistenza di suo padre, lui ex pugile. È la terza ed ultima ripresa. Allora ci siamo, ultimi 90 secondi di questo incontro. Sono partiti entrambi agguerriti, o di più Badawi. Allora deve ragionare Pillito, che sta cercando con meno veemenza di attaccarsi al suo avversario. Fermato di nuovo Pillito da Brioccia proprio allo scadere del round. Ancora una volta perché si abbassò troppo Pillito. Tra l'altro sembra avere anche il caschetto molto basso, però il tempo tanto è finito, quindi se lo può direttamente togliere il caschetto. Se lo può togliere ovviamente anche Badawi. E così termina il primo incontro, scusate, il secondo incontro in scaletta, il primo non sparring, il primo vero. E tra poco avremo anche il verdetto, vedremo se ci sarà un primo vincitore della serata di Villa Massargia. Eccoli,
Damiano Pilito e Omar Badawi ai lati di Brioccia. Vediamo quanto ci vuole ancora per il verdetto. Quindi stanno contando. Signore e signori, ci siamo. Dopo la lettura del cartellino, vince ai punti all'angolo blu. Vince Omar Badawi. Ma facciamo un grande applauso anche a Damiano Pellitto, a questi ragazzi che hanno combattuto con coraggio sul ring. Vittoria ai punti per il ragazzo della Box Toma. E allora ring che adesso viene svuotato. Dovrebbe uscire anche Damiano Pelluto, anzi no, richiamano Badawi perché deve prima ricevere sia lui che Pelluto il mazzo di fiori che abbiamo già visto prima essere consegnati a Cristian Pina e Marco Ecca. Adesso applauso finale per loro, sempre bello da sentire. Ma bisogna andare avanti, dagli schoolboy si passa alla categoria youth, 60 kg, se tutto va da scaletta, va tutto in ordine, avremo Flavio Surreli del Team Kappai contro Lorenzo Pizzalis della Shardena Box, Shardena Box altra palestra partner di Directa Sport, che mi ha raccontato le loro serate, tra l'altro le serate organizzate da Fabrizio Meris dalla Shardena Box uniscono sempre lo spettacolo, i combattimenti e location super. Dovete andare a recuperarle sul nostro canale YouTube, ne approfitto anche per promuoverci un po', perché sì, perché no, perché abbiamo bisogno del vostro aiuto. Mettete like alla diretta, iscrivetevi al nostro canale YouTube, ma seguiteci anche su Facebook e Instagram, mettete mi piace, aiutateci, sono gesti velocissimi, semplici, gratuiti soprattutto per voi. A noi fanno una differenza inimmaginabile per farci crescere e per permetterci di proporvi produzioni sempre più di alto livello. E tra l'altro vi ricordiamo che tutte le produzioni, o almeno il 99%, sono gratuite, poi c'è quell'1% che nasce sempre su richiesta delle società di cui vi raccontiamo le manifestazioni e o le partite. Signori e signori, Lorenzo Pizzalis. Tutto confermato, angolo rosso Flavio Surreli del Team Kappai, angolo blu Lorenzo Pizzalis, categoria youth. Stavolta siamo a round a 3 minuti, 3 per l'esattezza, ma da qui in poi tutti i round che vivremo insieme saranno da 3 minuti. Centro della sfida è Gavino Mannu, che ha controllato, anzi ha iniziato a controllare Lorenzo Pizzalis. Non so se debba adesso riavvicinarsi una volta indossato il caschetto, o se riterrà che si possa andare. Credo che invece Surreli sia già stato controllato. E quindi tutto ok, e quindi si può cominciare. 3 round a 3 minuti, Surreli angolo rosso, Pizzalis angolo blu. Non si comincia ora. Primo jab dato avanti ancora con Pizzalis. Stanno entrambi molto vicini. Incontro sul peso dei 60 kg, quello che vi stiamo raccontando.
colpito sinistro di Pizzalis. Per adesso per ora tanto studio, tanta attenzione da parte di entrambi. Ancora meglio Pizzalis che porta dalla zona un altro colpo, poi deve più schivare sull'arrivo di Surreli che ha cercato la reazione. Sul fianco stavolta Surreli, non se l'aspettava Pizzalis. Adesso lavora Surreli prima dell'intervento di Mannu. Tentato il destro-sinistro col gancio pesante Surreli, l'ha schivato bene Pizzalis. Passo anche Surreli che sta provando a variare i colpi per non dare punti di riferimento. Una Pizzalis che prova a prendere iniziativa e si fa sentire, risponde Surreli ma prende il guantone. Ultimi secondi di questa prima ripresa che termina così per l'interruzione di Mannu dovuta al colpo con la parte interna del guantone, con l'interno guantone. Allora, non si è più fatti in tempo. Terminata così la ripresa, eccoli Fabrizio Melis e Fabrizio Cappai, stesso nome, stessa passione, due palestre diverse, due storie diverse le loro. Un po' di aria per Pizzalis. Adesso un po' di acqua invece per Surreli. Bravi entrambi a non scomporsi da subito, hanno cercato di conoscere meglio l'avversario, conoscere le movenze, di capire come attaccare. Sembrava Pizzalis aver iniziato meglio, anzi così è stato, ma parliamo di un minuto contro un minuto, poi Surreli ha cominciato ad avere varietà di colpo, più soluzioni. E adesso vediamo invece cosa hanno da offrirci entrambi. La seconda ripresa che è iniziata con Surreli forte. L'azione di Pizzalis con Surreli che, a differenza dell'inizio del match, è lui che si trova più vicino alle corde, è lui che gira più intorno al suo avversario. Ha colpito stavolta Pizzalis con un buon gancio. Prova a rifarlo ma Surreli dice di no. Sotto gli occhi attenti di Mannu. Pizzalis ma colpisce, poi deve chiudersi. Destro, bel gancio di Surreli. Credo abbia colpito più guantone, non si è visto esattamente da qui. Prova anche a rimediare. Però quando va di forza Surreli, Pizzalis può soffrire. Provato la combinazione Surreli, poco efficace. Tanto sembra essere anche un po' più stanco. Siamo a metà, poco più, dalla seconda ripresa. Vediamo invece cosa da offrire Pizzalis, che gli sta molto vicino ma non sa dove andare a colpire. Aspettava lì Surreli e poi
fa quello che non può fare, portando così giù la testa di Pizzalis. Ora schivata di Sorrelli. Il sinistro di Pizzalis ed è contento Melis. Si sente solo lui praticamente in un pubblico concentrato. Intanto 10 secondi ancora, anche meno alla fine della seconda ripresa. Ancora una volta porta l'interruzione di Manu che praticamente mette fine per ora alle ostilità. Infatti vanno da una parte e dall'altra Sorrelli e Pizzalis. Forse un po' meglio nel complesso Sorrelli, ma un Sorrelli almeno a vista decisamente più stanco. Sicuramente Pizzalis lo dà a vedere molto meno, però avremo la prova certa tra pochissimo con la terza ripresa. Incontro che può ancora finire in ogni modo. Eccolo qua, un po' di ossigeno, un po' di aria fresca per Pizzalis. Adesso prima forse qualche parola dolce da parte di Fabrizio, poi uno schiaffo per caricarlo. Terza e ultima ripresa. Perché siamo schiaffetto, abbastanza delicato. Però si va. Gli ultimi 3 minuti di questo incontro. Il primo oggi con round a 3 minuti. Già il terzo che vi stiamo raccontando della scaletta ufficiale per la prima card di questa serata. Poi c'era la Pro Card. Da programma avrebbe dovuto iniziare alle 21, così non sarà, inizierà più tardi. Ma l'importante è che quel ring sia occupato e che faccia divertire il pubblico. Sorrelli rimanda via Pizzalis, e questo non va bene, col jab, anche col diretto, per sorprendere Pizzalis. Però Sorrelli è molto vicino all'angolo. Pizzalis lo sa, vuole tenerlo lì. Sorrelli capisce che deve uscire al più presto, lo fa bene. Destro, sinistro di Pizzalis. Sorrelli quasi nervosito, prova una reazione immediata, colpendo anche basso verso lo stomaco, poi va col gancio ma schiva Pizzalis e torna all'attacco, si fa sentire Sorrelli. Adesso è Sorrelli che schiaccia via Pizzalis. Poi alla fine l'interruzione di Manu, lui però era proprio di fronte a voi che stavate vedendo, era difficile vedere esattamente quello che stava succedendo. Sembrava più un clinch. Ancora interruzione uguale a prima. Sinistro di Pizzalis, sentito questo da Sorrelli. Prova ad andare ancora con la forza del destro, para Pizzalis. La volta più forte il destro di Sorrelli, che poi anche prova a schivare. Deve indietreggiare Sorrelli, che prova a lavorare solo con quel gancio, vuole puntare tutto sulla forza. Ne ha di più Pizzalis. Ultimi secondi e poi il match finisce. Ancora il tentativo, questa serie di ganci schivati da Pizzalis, l'abbraccio tra i due.
Meli si complimenta subito con il rivale del suo allievo. Dall'altra parte sta un po' giù per Surreli. A volte la stanchezza la vediamo anche però nel volto di Lorenzo Pizzalis. Ricordiamo Lorenzo Pizzalis della Shardana Box, Flavio Surreli della Team Kappai. Intanto Manu sta già ritirando i foglietti con i voti dei giudici e tra poco avremo il verdetto. Voi volete qualcosa? Io? No, per non lasciare tutto vuoto qui. O ci dividiamo? Manu, Pizzalis e Surreli sono pronti. L'incontro è stato giudicato pari. Un altro incontro pari. Giornata delle X. Complimenti a questi due ragazzi, Pizzalis, Lorenzo e Flavio Surreli, che non si sono risparmiati di certo sul ring. Da adesso saranno incontri elite. Prossimo incontro categoria elite, seconda categoria. Ci aspettano 3 incontri elite. Il primo peso 60 kg vedrà Salvatore Soggiu della Wheelchair Box contro Federico Carta della Shardana Box. Shardana Box che avrà poi anche il prossimo incontro, angolo blu, di proprietà per un po' di Fabrizio Melis, dei suoi collaboratori, dei suoi ragazzi soprattutto. Viene presentato da Salvatore Soggiu, ricordiamo, della Wheelchair Box. Come vi ricordo, 3 round da 3 minuti, categoria Elite, 60 kg. Siamo praticamente a metà di questa serata qui insieme. All'angolo blu penso che sia pronto. Adesso scappa via. Allora forse non si trattava di Federico Carta, mentre Salvatore Soggiu è atteso. Vedo ragazzi che si muovono, non riesco a vedere bene i volti. Voi lo vedete adesso, quel ragazzo, lo vedete anche voi dalle riprese, semi nascosto. Si sale ancora più di categoria, si salirà anche nell'esperienza dei ragazzi seppur giovani. Però devo dire che abbiamo visto un incontro youth, un schoolboy e lo sparring iniziale oltre le esibizioni. Solitamente quando ci approcciamo a incontri di queste categorie abbiamo a che fare con ragazzi con meno tecnica, meno esperienza, che si riversano contro l'avversario senza piani quasi, no? Quasi alla voglio colpire in quel modo, lo farò, non ragiono. E invece non è successo oggi, ma con tutti i ragazzi, quelli che abbiamo visto dopo lo sparring, che hanno già una certa esperienza sul ring e l'hanno fatta vedere anche. Salvatore Soggiu. Credo che sia stato ancora richiamato Salvatore Soggiu. Vediamo se finalmente salirà sul ring.
Tanto il povero Brioce è lì, fermo al suo posto, aspettando. Si muove anche il commissario di riunione Francesco Randacci. C'è un problema di caschetti di sicuro, o comunque un controllo lì all'angolo blu. All'angolo rosso invece forse stanno valutando. La categoria elite non è obbligatorio il caschetto. Loro lo indosseranno. Tra l'altro è stata fatta un'inversione, quindi abbiamo Federico Carta all'angolo rosso, mentre Salvatore Soggiu all'angolo blu. Anche perché Fabrizio Merici è andato a prendersi l'angolo rosso. Mentre all'angolo blu per la Giordana Box di 10° Mannu Federico Carta, 19 anni all'esordio. Forse non se ne è accorto Graziano Meloni, non l'hanno avvisato che ha annunciato angolo blu Giordana Box, ma la Giordana Box è all'angolo rosso. Federico Carta che sarebbe al suo primo incontro. Emozione per lui contro Salvatore Soggiu. Ed è iniziato ora l'incontro. Prova a partire infatti subito, veloce, forte Carta. Qualcuno si fa sentire. Vai Fede. E intanto anche un buon colpo è stato sul fianco di Soggiu. Carta prova di nuovo ad andare lì. Adesso Soggiu invece si fa sentire dritto sul volto. Ancora colpito sul volto Carta. Soggiu aspetta, però Carta si fa sentire. Pericolosamente vicino all'angolo Soggiu, adesso comincia a venirne fuori, ha provato a portarlo lì Carta, ci sta pensando ancora. Si muove tantissimo Carta. Difficoltà Soggiu adesso, per quello cerca il clinch. Primo tra l'altro clinch a cui assistiamo oggi, se non ricordo male. Schivate, poi prova la combinazione. Carta troppo vicino, però non riesce a dare piena forza ai suoi colpi. Ancora. Prova a colpire ovunque Carta. Ultimi secondi. Suona la campana. Finisce la prima ripresa
primo momento di riposo per entrambi. Immagina adesso puntate sul ragazzo della Shardana Box, Federico Carta, un Fabrizio Melis che stavolta può guardare face to face il suo allievo. Qualche indicazione, forse rifacendosi a quei colpi bassi, a quei colpi sui fianchi provati da Carta. Magari hanno chiesto un po' più di convinzione, un po' più di decisione, perché quei colpi passavano, però poi non erano mai molto forti, mentre Bilocia si assicura che il Paladenti non manca neanche a Soju. Era iniziato l'incontro, si è ripartiti dalla seconda ripresa, bella combinazione di Carta che poi scappa anche via, chiuso molto bene con quel gancio sinistro, molto veloce, molto agile Carta. Forse Soju è rimasto sorpreso proprio su questa qualità del suo avversario. Instancabile Carta, non prende pause, fa tutto quello che può, lo riallontana Soju. Soju che però per la seconda volta oggi deve scappare via dall'angolo, ce l'ha fatta, anche se è stato ripreso da Brioccia. Prova adesso Soju a venire fuori, Carta scappa via, si riprende il centro del ring. Prova a prendere l'iniziativa Soju, schiva Carta. Stavolta è passato il diretto di Soju, poi Biloci ha dovuto interrompere, ma responsabilità di Carta che va basso troppo alla testa. Soju va a ripartire lì cercando la faccia del suo avversario, però Carta risponde con un bel gancio, poi anche il montante. Ancora Carta, bello questo mancino, il secondo viene schivato, si è visto perfettamente però il primo bel gancio sinistro di Carta che porta dalla sua un colpo molto importante proprio alla fine della seconda ripresa. E poi vedete inquadrato un Soju, non so se sorpreso dal suo avversario, magari non conoscendolo, un po' spaesato oggi. La sensazione è che non abbia mai avuto una certa confidenza, sicurezza con quello che deve fare per far male, per colpire al momento giusto. Dice il suo team con lui che hanno chiesto un po' di garra in più. Ora anche qualche chiaramente indicazione tecnica, però credo che il primo pensiero sia stato quello proprio di ricercare un po' di foga, un po' di grinta per un Soju che non ha particolarmente brillato finora
Però ancora un round, quello che è appena iniziato. Interessante quest'ultimo scambio. Questo più duro, adesso bella schivata di carta che poi è andato a cercare ancora il fianco di Soju. Prova a far sentire Soju, poi per una certa carta è sempre reattivo, pronto a rispondere. Ancora carta, sinistro, prima a cercare il volto, non trovato, poi sul fianco, sempre quel fianco, colpito anche adesso. Guarda carta, per andare lì, stavolta chiude con il destro la combinazione. Doppio gancio. Di nuovo carta a lavorare. Prima non ha voluto prendere l'iniziativa nonostante avesse Soju all'angolo. Adesso sono calati i ritmi, chiaramente stanchi entrambi. Non si vede proprio dall'intensità. Ultimi secondi. Prova Soju, può far male nel finale, però si deve più difendere, poi chiude incassando il diretto al volto. Adesso l'abbraccio tra i due, perché è suonata l'ultima campana per loro quest'oggi. Carta da una parte, Soju dall'altra, via i caschetti, via anche i guantoni e tra qualche secondo il verdetto. E mentre si toglie la giacca, Angela Busi, immagino sarà prossimo centro nel prossimo incontro che tra pochissimo vi presentiamo. Prima il verdetto ovviamente con Federico Carta e Salvatore Soju che aspettano. Anche Veloce è pronto, sono tutti pronti, manca solamente il verdetto. Dopo la lettura del verdetto è stato stabilito che vince all'angolo rosso Federico Carta. E vince Federico Carta. Vittoria all'esordio per lui. Un esordio ben lavorato, devo dire. Un attimo per i fiori, andiamo a rimanere sul ring ancora. La consegna anche dei fiori ovviamente. Grazie ragazzi. Adesso invece tutti possono lasciare il ring. Vediamo chi sarà il prossimo centro, se ha azzeccato, se sarà Angela Busi.
Prima però occhio perché sale Graziano Meloni. Allora, prima di andare avanti con gli incontri c'è uno stacco, qualche minuto di pausa per consentire al commissario di riunione e ai giudici di verificare alcuni dettagli tecnici per gli incontri professionisti, e noi ne approfittiamo per ringraziare coloro i quali si sono prodigati per la perfetta riuscita. Allora, qualche minuto di stacco dunque. In primis l'amministrazione comunale di Villa Massargia, che ha fortemente voluto questo evento. E allora, i ringraziamenti da parte di Graziano Meloni per internazionale nella sua città. per tutto quello che stanno facendo. Noi invece ne approfittiamo per ringraziare ovviamente il nostro partner per ogni evento di fight che vi raccontiamo, Steve Sport, Food Store, ma non solo. Lo trovate in Viale Marconi. Chiunque abbia la passione di qualsiasi sport può rifarsi a loro, soprattutto per il fight. Passate da loro per qualsiasi cosa vi serva. Si ringraziano inoltre la Arena Evans e soprattutto la Villa Cidro Box guidata da... Ancora i ringraziamenti agli organizzatori. Consentitemi di sottolineare un aspetto. Il Team Loi è una famiglia di guerrieri guidata per anni dal signor Silvio Loi, papà di Omar, che è un'autentica istituzione nel mondo della box. La citazione al padre di Omar Loi, Silvio Loi. Insomma, è stata una guida per tanti giovani che si sono avvicinati sul ring, e per il signor Silvio Loi vi chiedo un grandissimo applauso, essendo venuto a mancare di recente. Allora, un applauso a Silvio Loi, venuto a mancare da poco. Non poteva mancare la presenza della sindaca di Villa Massargia, Deborah Porra, alla quale chiedo gentilmente di salire sul Adesso ring, invece è il momento dall'assessore allo sport Marco dei saluti istituzionali. Ricordiamo che il comune di Villa Massargia ha partecipato all'organizzazione di questa serata. Un evento così importante in una città di 3.300 abitanti. Tra l'altro effetto cielo stellato, il vestito del sindaco Deborah Porra, nella notte in cui si potranno vedere nel cielo tutti i pianeti in sistema solare allineati. Magari una scelta ponderata quella del sindaco, che adesso può parlare. Per salutare il pubblico, salutare gli atleti, siamo onorati di aver potuto inaugurare con un evento di questa portata la nostra palestra comunale intitolata Roberto Carlo Frongia. Come lo sport è il terreno delle possibilità, speriamo proprio che questo sia un luogo di riferimento per il territorio e per tutti i giovani, meno giovani, per chi ama lo sport. Grazie Sindaco, cedo la parola all'assessore allo sport. Buonasera a tutti, io volevo darvi il benvenuto nella palestra di Roberto Frongia. Questo è il primo evento che la nostra amministrazione ha organizzato e pensato, e speriamo ne seguano tanti altri. La palestra sarà un luogo di incontro, un luogo di aggregazione, quindi lo sport ancora una volta verrà promosso come occasione, insomma, per una promozione anche a livello, a livello territoriale di Villa Massargia. Ovviamente oggi noi siamo qua, tifiamo ovviamente per Nicola, speriamo tutto vada per il verso giusto e poi ci rivediamo dopo. Buon divertimento. Grazie alla sindaca e all'assessore, grazie a tutta l'amministrazione comunale che ha accompagnato in modo impeccabile questo evento. C'è da dire anche che l'amministrazione comunale è stata prodiga nel concedere ricordi promozionali per il territorio, hanno mangiato tantissime persone di un libro promozionale che riporta le bellezze tipiche del territorio di Villa Massargia, e anche un occhio di riguardo con la consegna dei fiori per gli In attesa che ripartano gli incontri, terminati i discorsi, piccolo spazio alla regia, a tra poco. Potremmo continuare qualche minuto di pausa, poi ci saranno gli ultimi. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita.
Perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Signori e signori, Edoardo Sarrizzu. Pausa terminata, aveva bisogno la commissione di riunione di controllare alcuni dettagli, non sappiamo quali, ma adesso si va avanti. Secondo incontro lì di serata, è il penultimo dilettantistico. Oggi a Villa Massargia è salito sul ring adesso Edoardo Sarrizzu del Team Box KI. Il suo avversario all'angolo blu sarà Lorenzo Conte del Team Boxing Sublanu. Signori e signori, Valentino Giglio. Sarà Valentino Giglio della Cernana Box. Lapsus di confusione, ma abbiamo già risolto. Contro Elite 2, 60 kg il peso anche per questi due pugili. 3 round a 3 minuti. Ricordiamo, angolo rosso Sarrizzu, angolo blu Giglio. Mariangela Busi invece centro di questo incontro, come vi avevamo anticipato. Saluti anche consueti con i secondi, entrambe le parti. Adesso ci siamo, c'è tutto per cominciare. Sarrizzu e Giglio, fateci divertire. Ripresa la serata qua a Villa Massargia, soprattutto si avvicina sempre di più in maniera inesorabile il momento di Nicola Mancosu e quel titolo continentale Ibo che può lanciare la carriera del pugile proprio di Villa Massargia, appartenente alla Villa Cidro Box e soprattutto al team Loi. Con Omar Loi tra l'altro lo vediamo, voi no, io sì, io no, lo posso vedere di più, girare ovunque ancora, non può ancora concentrarsi solo esclusivamente sul suo pupillo. Sul invece già qualche buon scambio tra Sarrizzu e Giglio.
lavora sui fianchi Sarrizzo subito prima del richiamo di Busi, poi Sarrizzo riparte subito forte contro un Giglio un po' in difficoltà adesso, colpito anche al volto. Altro intervento di Busi. Aspetta Sarrizzo, Giglio. Aspetta Sarrizzo, Giglio provato anche qualche gancio per mettere in difficoltà il suo avversario, però belle schivate di Sarrizzo. Si abbassa bene, riesce a colpire, deve risistemarsi il caschetto, era per il momento sceso giù, lavora i fianchi, poi prova a puntare anche al volto, para gli ultimi colpi Giglio, ancora invece schivata di Sarrizzo. Ultimi 10 secondi dalla ripresa. È intervenuta Busi, non ho visto esattamente perché, però intanto va via così la prima ripresa. Indicazioni da una parte e dall'altra, entrambi seduti, e allora sguardo all'angolo rosso, Campaia guarda l'alto verso il basso, un suo pugile, suo figlio invece da qualche parte qui nella palestra a godersi lo spettacolo. I secondi. Tanto bisogna andare con la seconda ripresa. Inizia ora. Meglio Sarrizzo nella prima ripresa. In questa partono proprio una partita forte entrambi. Bene così, vediamo questo. Si fa sentire anche Giglio. Colpo irregolare da parte di Giglio, interno guantone. Stavolta invece è tutto buono e si è fatto sentire con il gancio destro. Allora lavora sui fianchi Sarrizzo. E poi così non ho capito bene questo silenzio. Il gesto proprio con il dito davanti alla bocca a parte del centro. Forse stava lamentando di qualcosa Sarrizzo, mentre lì invece stava parlando, si stava spiegando con Giglio. Ancora Sarrizzo che prova ad avvicinarsi a Giglio schivando, poi però non può fare praticamente nulla. Tanto si era anche girato Giglio in maniera di spalle. Prova ad andare col mancino Sarrizzo. Ancora testa troppo bassa di Sarrizzo. Peccato perché è molto frammentato questo round. Però così forse entrambi possono risparmiare qualche energia in vista dell'ultima ripresa. Buon mancino questa volta di Giglio. Cattiveria Sarrizzo, però Giglio ha preso più le misure, adesso tiene tanto anche il centro del ring. Sarrizzo praticamente obbligato a girare intorno, e Giglio invece può provare a portarlo verso un angolo, ma
tempo richiesto da Busi, credo semplicemente per il caschetto, sì infatti. Troppo leggero ormai, non rimaneva fermo, ma non gliel'hanno stretto, semplicemente gliel'ha raddrizzato, però forse poteva essere ristretto. Altra interruzione, andato via tutto così questo round, peccato. Altra interruzione, siamo proprio allo sgoccioli, anzi è proprio finita la ripresa. Un minuto di riposo per entrambi e ci auguriamo un ultimo round invece più continuo, combattuto. Spiega intanto Cappai che dalle sue indicazioni non proprio contento stavolta. Più difficile decifrare intenzione di Meric, che sembra essere però più rassicurante, più buono. Adesso un po' di carica, lo puoi fare con quel tocco lì sul petto. Così anche a consolarlo, un Giglio che pure è cresciuto rispetto alla prima ripresa. Vediamo invece la terza, decisiva per come si è evoluto fino a qui l'incontro. Prova a prendere l'iniziativa più Sarrizzo, Giglio invece cerca di mantenere la distanza, adesso non può, allora Sarrizzo va all'attacco. Torna indietro Giglio. Non gli prova a rispondere, ma Sarrizzo è ben attento. Ma via ancora Giglio. Ministro destro sinistro di Sarrizzo, Giglio lo blocca ancora. Busi interviene subito stavolta. Altra interruzione. Si fa sentire Sarrizzo, Giglio lo blocca lì. Destro di Giglio, buono, Sarrizzo è implacabile. Ha continuato il suo attacco. Giglio ancora, scrive, poi va ad andare col destro. Ancora il caschetto da rimettere a posto. Vediamo stavolta non si ristringono, no, semplicemente riallineato. Però sembra essere un po' troppo leggerino. Va con destro Giglio, risponde a Sarrizzo, Giglio para, ancora quel caschetto messo male, però l'incontro ormai è finito, allora se lo può direttamente togliere Sarrizzo. Incontro incerto questo, difficile fare una previsione. Momenti meglio Giglio, in altri però meglio Sarrizzo. Allora ne aspettiamo ancora qualche momento. Tanto Busi lavora per consegnare i voti dei giudici al tavolo, invece il commissario Randacci adesso conterà e poi sapremo chi ha vinto, se c'è stato un vincitore. Sono pronti però Busi ai suoi lati, Edoardo Sarrizzo, ricordiamo del team Cappai, lui era all'angolo rosso, e Valentino Giglio, lui all'angolo blu, lui della Sciardana box con i piedi anche. Fabrizio Cappai 20 punti. All'angolo blu, Valentino Giglio. Vince Valentino Giglio. Ma complimenti anche a Edoardo Sarrizzo. Allora dopo un bellissimo incontro. Come sempre basato sul rispetto reciproco in quelli che sono poi i valori fondanti della nobile arte del pugilato.
Saluti anche a Busi, ma non ho visto la consegna dei fiori? Allora forse li richiameranno. Infatti qualcuno sta ricordando, dobbiamo dare i fiori. Busi, richiami i pugili? No, anzi no. Saltato tutto questa volta. Ormai troppo lontani entrambi. Li consegneranno ovviamente, ma non sul ring. E quindi ci prepariamo già ad andare avanti. E siamo arrivati all'ultimo incontro dilettantistico di questa serata. Gavino Mannu, centro del match. L'arbitro dell'incontro è il signor Gavino Mannu. Abbiamo ancora una volta un incontro elite, categoria 64 kg. Luca Manca all'angolo rosso per l'Accademia Pugilistica Sardegna e Lorenzo Conte, stavolta sì, per la TM Boxing Subranu. Eccolo Luca Manca. Luca Manca, 25 anni, 12 match per lui, 6 vittorie, 2 pari e 3 sconfitte, accompagnata da Alessandra Calda, figlia di Paolo, proprietaria del team dell'Accademia Pugilistica. All'angolo blu, in un derby tutto cagliaritano per l'associazione sportiva dilettantistica Tony Moi Boxing di Sublano Cagliari, accompagnate dal maestro Tony Moi, signore e signori, Lorenzo Conte. E adesso è arrivato anche Lorenzo Conte. Il maestro Moi al suo fianco. Saranno 3 round a 3 minuti. E loro lasceranno poi il posto alla fase pro di questa serata di Villa Massargia. E allora da noi ci aspettiamo qualcosa di importante. Soprattutto vogliamo divertirci. Angolo rosso Luca Manca, angolo blu Lorenzo Conte, Manca contro Conte. È iniziato il primo round. Prima fase di studio, Miceb da parte di Manca, molto vicini, nessuno dei due vuole chiaramente esporsi subito. Prova adesso ad accelerare Conte, Manca attento. Qualche lampo interessante. Prova ancora Conte, montante il gancio di nuovo, con difficoltà Manca che prova adesso a reagire. Destro di Manca, credo l'abbia parato Conte, poi colpito dal mancino di Manca, che c'ha qualche segno rosso in faccia. Risponde bene adesso col destro Manca. Sinistro di Manca, credo anche Conte, poi colpito, uno sguardo, un secondo non aveva capito, ma si poteva già andare avanti. Sta per terminare la prima ripresa. Manca, prova a accelerare, sinistro di Conte. Bella risposta di Manca. Si chiude così per ora la sfida tra i due. Tra poco ripartiranno col secondo round. Secondo round che
veramente molto molto bene, si sono osservati, si sono studiati fino a qui, però questo è un incontro non ha ancora tanto da dirci. Adesso avete visto Manca, adesso potete vedere Conte. Qualcosa in più da parte di Conte dopo i primi 3 minuti di match, però anche Manca ci ha fatto vedere qualcosa, quindi troppo presto per puntare su uno o sull'altro. Adesso vogliono che sia Manca per l'iniziativa, glielo sto dicendo dal suo angolo, allora ci prova Conte, non aspetta altro. Vediamo se riescono a portare avanti lo scambio, deve intervenire Manu. Lavorano sui fianchi entrambi, poi Manca lo separa. Sì, si stacca lui, andando via Conte. Conte però è già di nuovo lì attaccato. Adesso il pubblico gasa i due pugili. Ancora si intrecciano sulla media distanza. Devono essere bravi a lavorare corto. L'ha fatto adesso Conte e Manca vuole rispondere a suo modo. Chiaramente ora c'è anche stanchezza, bisogna saper sfruttare bene le ultime energie. Allunga il destro Conte prima di scappare, adesso va anche col gancio, anche Manca ben posizionato, si bloccano ancora una volta i due, allora Manu deve separarli. Manca si fa sentire col destro, ultimi 10 secondi e Manca va all'attacco per prendersi all'ultimo questo match. Conte lo respinge, Manca pronto ancora, siamo agli sgoccioli e si chiude adesso il preserata. Termina qui questo incontro, terminano qui incontri dilettantistici a Villa Massargia, un bel incontro. Un entusiasmante incontro, un derby tutto cagliaritano tra Luca Manca. Accademia Pugilistica Sardegna. Manu ha già fatto il suo, adesso attende il verdetto come lo attendono tutti. Signore e signori, dopo la lettura dei cartellini, l'incontro è stato dichiarato pari. Parità, una parità che ci sta per quello che abbiamo visto. Un'altra parità oggi. E ricevono gli applausi da parte di Tony Moi e di Alessandra Carla. 3 incontri su 6 in parità. Tutti incontri comunque molto molto equilibrati. Questo è stato veramente bello, veramente combattuto. Peccato veramente qualche interruzione di troppo nella seconda ripresa, ma va bene comunque, va bene così. Adesso ci prepariamo alla fase finale della serata. Immagino qualche minuto per fare i cambi di guardia anche per quanto riguarda i giudici. E allora, un po' di pausa anche per noi, linea alla regia.
croato che sa incassare tanto, croato che ha un gancio molto forte. Ha detto Lakatos parlando prima della conferenza stampa che abbiamo raccontato in diretta ieri. Ha parlato di lui come l'avversario duro da buttare giù, ma soprattutto che se gli lasci lo spazio per andare con un colpo ti può buttare giù. 70 kg e 9 per lui in questo incontro super welter. Di Oristano, accompagnato dal maestro Marcello Loi. E adesso Sorin Claudio Lakatos. eccolo Lakatos, accompagnato da Marcello Loi, entrato nelle file di quelli che possono anche competere sulle 8 riprese. Ha bisogno di altre 3 vittorie per poter essere un candidato a un titolo. Da 27 fino a qui ne ha perso uno. Il suo sogno lottare, un sogno che insegue dal 2022, 37 anni, lui di origini rumene, lui che combatte da settembre quando ha affrontato Metija Petrinic. Ormai ci siamo, Poirier sta facendo gli ultimi controlli, lascia spazio il secondo di Leskovic, ovvero Ivica Kukuzic, suo allenatore. Spazio alla Round Girl, tra l'altro. Sponsor Steve Sport, il nostro Steve Sport. Stiamo per andare, lo potete leggere anche voi con la prima ripresa. Poi eccolo qua, anche l'aiuto per lei, voi adesso non la vedete, per scendere. Tanta galanteria. 6 riprese a 3 minuti. Poirier si guarda intorno, vede che è tutto ok e allora si va. È iniziato adesso l'incontro tra Lakatos e Leskovic. Si muove già tanto Lakatos. Prova anche a offendere però Leskovic. Da lui ci aspettiamo un incontro più difensivo, pronto poi a liberare il suo gancio. Chiaramente proverà anche a indurre in tentazione Lakatos a farlo esporre. Sarà anche curioso l'approccio di Lakatos, che per adesso è più all'attacco. È fondamentale anche gestire bene le forze. Allora farsi sentire col mancino Leskovic, ancora Luka Leskovic. Destro di Lakatos, primo andato veramente a segno. Ora col mancino Lakatos, porta all'angolo Leskovic, colpisce lavorando anche sulla figura. Prova a rispondere al croato. Prova ad andare con un gancio poco convinto Lakatos.
serve qualcosa di più, si muove tanto Marcello lui intanto all'angolo rosso per seguire bene i movimenti del suo pugile. Mentre stiamo arrivando alla fine della prima ripresa, ultimi secondi. Schiva bene Leskovic, può tornare per ora nel suo angolo tranquillo, può tornare anche parzialmente soddisfatto Lakatos. È sembrato dare un mezzo sorriso all'inizio, è ancora lunga, lo sanno benissimo lui e Leskovic, che adesso conta anche sapere gestire le forze, mentre dall'altro lato Ivica Kukuzic. Prima un po' di acqua, qualche indicazione adesso il suo assistito. Leskovic, l'ultimo incontro è stato il 13 dicembre a Roma, perso i punti contro Damiano Falcinelli. Poi in verità è un po' che non vince Leskovic, questo va anche detto. È la È seconda proprio ripresa, second round. classico pugile che ti allena, ti prepara, anche se per l'H sta arrivando il momento di affrontare avversari di un'altra categoria. Adesso è importante per lui saper gestire al meglio le riprese, specialmente perché poi quando si è prodigato nelle 8 riprese non è arrivato alla fine vincendo per KO alla terza ripresa o al massimo alla quarta. Invece lui ha anche bisogno chiaramente di spingersi oltre nella fine dell'incontro, degli incontri, per capire quanto ne è alla fine. Ecco, in questo Leskovic può essere l'avversario giusto, un tipo tosto che sa incassare, ripeto, e se glielo permetti comunque lui colpisce. Muove tanto Lakatos, tiene un guantone davanti Leskovic per non dare spazio di manovra, ma Lakatos se lo prende quello spazio, bel destro-sinistro per lavorare anche sui fianchi, per sfiancare Leskovic. Adesso per un Leskovic che ha reagito bene, si è anche parato bene Lakatos, anche ora. Ancora lavorando sul corpo. Adesso sembra essere l'unico modo per far male. Va con il gancio Lakatos. Ancora a destro, poi di nuovo sui fianchi. Comincia a caricare anche il pubblico. E intanto prova a far sentire il suo destro Leskovic. Era ancora una volta ben posizionato Lakatos. Finisce la seconda ripresa, il sinistro di Lakatos, scusate, il sinistro di Leskovic e il destro di Lakatos. Una seconda ripresa in leggera crescita.
Immagini su tutto il ring, il fotografo che ne approfitta. Adesso che sono finito, prende qualche scatto anche del sudore, della fatica, dei volti, mentre poi aspetta che si possa riprendere. Fuori i secondi, seconds out. Bisogna riprendere. È la terza ripresa. It's the third round. Terzo round che inizia già duro. Lakatos ha provato subito ad affondare Leskovic, tiene adesso centro ring, costringe Lakatos a indietreggiare, gancio montante, adesso ancora, forse il montante è andato a segno. Sinistro di Lakatos. Clinch tra i due. Rinunciano entrambi, non solo Leskovic. Dare magari dei colpi verso i fianchi. Allora sono voluti riposizionare bene. Lakatos prova a portare verso l'angolo Leskovic, che però non ha timore di riprendersi il centro del ring, di restare vicino a Lakatos. Colpito ancora Leskovic, che è sempre impassibile ogni volta che viene colpito, ma abbiamo detto che lui sa incassare e come. Schiva Leskovic, Lakatos però lo vuole tenere lì, ha provato ad andare anche con l'uppercut. Ancora Lakatos che adesso vuole stare incollato. Vede i primi segnali di cedimento di Leskovic. Che però ancora qualche blasfimata ce la dà. Ancora Lakatos, schiva ancora Leskovic. Sta per terminare anche questa ripresa. Da una parte Lakatos, da una parte Leskovic ancora. Abbiamo superato metà potenziale dell'incontro. Tanto ne sale sul ring la Round Girl, che renderà felice più di qualche persona qui intorno. E ci ricorda che tra poco assisteremo al quarto round. Fuori i secondi, seconds out. E la quarta ripresa, it's the fourth round. Riparte subito forte Lakatos, almeno vorrebbe, vuole affondare sinistro-destro. Leskovic però sa come parare, allora lavora anche sulla bocca dello stomaco. Il pugile alla corner gym box.
Ancora Lakatos, destro, sinistro e poi destro più basso, stavolta sempre alto alla fine, al quinto colpo è andato sul fianco, sempre sul fianco sinistro di Leskovic, anche adesso sta accelerando Lakatos, avranno concordato con lui di dare un altro ritmo adesso, ma interviene Poerio, la prima volta in questa ripresa. Para bene Leskovic, schiva, poi blocca Lakatos, prova anche a reagire col destro. Intento Lakatos. Prova a colpire basso Leskovic, aveva intuito il movimento di Lakatos che è stato però bravo, è più rapido di lui. Adesso prova, portando alle corde Leskovic, a colpire duro. Ancora Lakatos, Leskovic lo blocca così. Di nuovo, ancora. Destro di Lakatos, colpito il braccio, più guantone che altro. Prova ancora ad andare 2 volte con quel montante, poi il mancino. Però Leskovic sempre lì in piedi. Dovrà averlo sentito qualche colpo. Impassibile il suo volto e sta portando a casa un altro round. Ma è quello che serve a Lakatos, nonostante tutto. Andare avanti. Ha bisogno di testarsi, di testare la sua tenuta atletica fino al 6º round e anche oltre in futuro. Oggi sono 6 le riprese. E questo incontro gli sta dando questo. Con un avversario che alla fine perderà l'incontro perché sta riuscendo a portare colpi dalla sua, però sta obbligando Lakatos a faticare dall'inizio alla fine. Ed è questo quello che stanno cercando lui, Marcelo Loi, che intanto asciuga il petto, qualche battuta. Sanno che l'incontro sta andando dalla parte giusta. Anche qualche fischio per la ragazza col cartellone del round. Ecco, forse i fischi si potrebbero anche evitare. Non è che siano molto carini. La quinta ripresa, it's the 5th round. Si va intanto. Quinta ripresa. La penultima potenzialmente. Vedremo se sarà necessaria la sesta, arrivare fino alla fine, o se Lakatos chiuderà ora, ci sta provando. Poi però Leskovic si rialza sempre e tiene sempre lo stesso sguardo. Ancora Lakatos. Stavolta lavora anche sul fianco Leskovic. Quasi come per avvisare Lakatos, non devi mai distrarti perché io sono pronto. Ancora Lakatos. Prova poi a chiudere sempre con l'uppercut. Un po' corto però.
allontanare Leskovic, però va col destro, si fa sentire anche il croato. Dietreggia Leskovic, adesso comincia a far sentire anche la stanchezza chiaramente da una parte e dall'altra. Bisogna conservare qualcosa nell'ultima ripresa che mi sembra inevitabile ormai. Sembra molto difficile che uno dei due vada giù prima della fine di questo round. Va duro Lakatos. Leskovic assorbe e va avanti. Lakatos ancora sui fianchi. Gli ultimi colpi della quinta ripresa. Gli ultimi scambi. Si guardano e non possono fare di più per ora, perché c'è un minuto di riposo. Poi ci saranno gli ultimi 3 di battaglia. Ancora una volta ci ricordano che tra poco si disputa l'ultimo round, il sesto e ultimo round. Adesso si vede la stanchezza da entrambe le parti. Pulizia del sopracciglio per Lakatos, che intanto ha appena rindossato il paradenti. Leskovic è in piedi. È la sesta e ultima ripresa, it's the sixth and last round. Gli ultimi 3 minuti sono cominciati. Lavora Lakatos sui fianchi, adesso col mancino ha cercato di andare alto, poi col destro e poi ancora col mancino. Ancora. Lo vuole tenere a distanza Leskovic, che deve uscire da quella brutta zona, ci riesce. Può andare anche basso Lakatos. Tiene la distanza Leskovic, interessato forse più a chiuderlo questo incontro che a tentare di ribaltarlo. Gli servirebbe un KO, non c'è altro modo per lui per vincerlo. E Lakatos che dovrebbe più gestire tra i due, ma Lakatos vuole provare adesso a vincerlo. Ci è arrivato a questo incontro, vede che ha energie e allora vuole scaricarle tutte addosso a Leskovic. Ci prova anche adesso, mancino il destro di nuovo. Leskovic è un tipo tosto. Ancora Lakatos, sinistro, prima in faccia, poi sullo stomaco, adesso va al contrario col destro. Non ne ha più Leskovic, che prova a parare, prova a schivare. Si starà chiedendo quanto manca l'atleta croato,
che adesso incassa e basta, prova a parare quello che può. Mancano 10 secondi, adesso lo sa e allora prova a chiudere lui offendendo con un motto d'orgoglio. Anche Lakatos risponde ed è finita. Bel abbraccio tra i due, poi anche la faccia quasi sorpresa di Lakatos, come ha sentito la campana. Già comincia a fare le foto. Solitamente le foto si fanno dopo l'annuncio del verdetto, però lui può essere abbastanza tranquillo. Vincerà lui questo incontro ai punti. Al massimo lui può essere se ai punti o per verdetto unanime. E il resto ben pochi dubbi, però come già detto 2 volte, lo diciamo una terza e poi non lo diciamo più, a lui serve questo, serve arrivare fino alla fine di un incontro da 6 round, faticando fino alla fine. È vero, non hai incontrato un avversario che risponde sempre a ogni tuo attacco, però hai trovato un avversario che non lo butti giù praticamente mai e allora devi faticare per provarci. E un po' di stanchezza si vede nel volto, nei gesti di Lakatos. Quasi sembra essere meno stanco proprio Leskovic, ma il suo sguardo, la sua espressione non è mai cambiata in nessun momento. Uno sguardo a primo impatto freddo, un po' tipico anche nei paesi balcani, e in tanti casi si tratta poi solo di quello. Ancora qualche secondo e poi avremo il verdetto. Leskovic è pronto, si mette anche la maglietta, tranquillo, aspetta il suo mazzo di fiori. Lakatos adesso sta ancora ultimando la liberazione dei guantoni, ci hanno messo un po' tanto con il braccio destro, credo che se la siano presa comoda di propria volontà. Magari gli avranno anche chiesto di fare più con calma perché non è ancora proprio tutto pronto per il match tra Mancosu e Sergio Viglia, però a quello ci pensiamo tra poco. Adesso ancora concentrati su questo finale. Signore e signori, ci siamo adesso. Dopo la lettura del verdetto, dopo la lettura dei cartellini, scusate, il verdetto è il seguente. Vince ai punti Claudius Lakatos! Vince Lakatos, non c'erano dubbi, ha meritata questa vittoria, porta 8 alle sue vittorie, si avvicina sempre più alla doppia cifra. Obiettivo suo è arrivarci nel 2025 e poi nel 2026 regalarsi l'opportunità di realizzare un sogno, ovvero conquistare una cintura. Adesso deve lasciare il ring, adesso sì che ci sarà quel cambio di guardia che vi ho anticipato, credo che sia già iniziato. Vedo il commissario della IBO, l'ungherese Felix Rax. Adesso penso verranno ripresentati il centro, io comunque ne approfitto per ripresentarli. Giustino Di Giovanni sarà il centro della sfida, poi i giudici saranno Alessandro Roda, Sauro Di Clementi e il francese Jérôme Ladd. Linea alla regia. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre.
Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Ed è finalmente arrivato quel momento, il momento più importante della serata, ma qua si scrive un pezzo di storia di Villa Massargia, perché un ragazzo di Villa Massargia, Nicola Mancosu, sta per lottare per il suo primo titolo in carriera, il continentale IBO, tra lui e la cintura, il colombiano Sergio Villa sta venendo presentato adesso col suo nome completo, Sergio Alejandro Villa Gomez. Tra l'altro lui chiamato nemmeno un mese fa, perché il primo avversario sarebbe dovuto essere un altro, ovvero il tanzaniano Kasim Fom, ma lui ieri in un inglese un po' in difficoltà, perché parla spagnolo, ovviamente colombiano, ha detto: ma io mi alleno sempre, ero già pronto, mi hanno chiamato e sono pronto a dare tutto, anche per lui un'opportunità tra i pro. I suoi numeri dicono 9 vittorie e una sconfitta, chiamato El Loco. 9 incontri da pro con 8 vittorie, di cui 6 per KO prima del limite. Con un kimono. E ieri ha fermato l'ago della bilancia 52,100 kg. Con un classico indumento sudamericano. Si guarda intorno, cappellino anche col colore della sua nazione. Adesso però è il momento del padrone di casa. Signore e signori, il padrone di casa con Villa Massargia, Nicola Mancosu! Si fa sentire Villa Massargia. Telefoni per riprendere il momento. Era un paese non abituato alla box, senza quella passione per la box. Quella passione sta nascendo, la sta coltivando questo ragazzo che ha iniziato una carriera tra i pro alla disperata, da solo, è andato ovunque a combattere, 5 sconfitte, era perso. A una certa ha detto: o cambio oppure devo mollare, ma l'opzione B era impensabile, perché il sogno di una vita per la box. E allora si è affidato, ha chiesto aiuto a Omar Loy, alla Villa 5 Box, ci ha pensato lui, ha detto: ho visto in lui qualcosa. L'ha fermato, l'ha messo da una parte, ha rimesso a posto le basi, poi l'ha lanciato, 11 vittorie consecutive e adesso il grande momento. È tutta una comunità che deve essere orgogliosa di vedere un grande Pesi atleta, Gallo, non solo per le saranno doti 10 riprese. sportive, ma anche per il suo modo di essere, per l'educazione e il rispetto che l'hanno sempre contraddistinto. Stava pensando adesso Mancosu e sente la responsabilità in questo momento, di questa occasione. Nicola Mancosu. D'altra parte c'è chiaramente un Sergio Villa che oggi ha il ruolo dell'antagonista, perché qua tutti vogliono che a vincere sia Nicola Mancosu. Sarà l'esecuzione degli inni nazionali.
prima degli inni. Adesso viene presentato l'arbitro, immagino. Bella anche questa scena con le due bandiere, colombiana e quella italiana. C'è anche la cintura. Sarebbe bello se queste due gentili signorine la girassero verso la camera. Adesso le ringraziamo così che ve la possiamo far vedere bene. E adesso gli inni, si parte da quello italiano. Grandissima atmosfera qui a Villa Massargia. Forse un po' di confusione con gli inni. In teoria avrebbero dovuto fare cantare prima quello colombiano, poi quello italiano. L'incontro prevede 10 round da Ma è 3 tutto minuti secondario. ciascuno. Adesso è il momento di concentrarci. La cintura lascia il ring, tornerà soltanto alla fine. Chissà se di 10 riprese o se tornerà prima. Adesso è il momento di Nicola Mancosu e di Sergio Villa. Adesso si avvicina a lui il suo allenatore Jorge Ortiz. Mi sta spalmando qualcosa sulla fronte, verso le tempie. Adesso il paradenti, Mancosu è lì, è già pronto ad andare. Ultimi avvertimenti, i soliti, i check da parte di tutti per poter iniziare per davvero. Si sta scaldando il pubblico, sta per cominciare la prima di 10 riprese, da vivere tutte insieme. A partire da ora hanno iniziato Mancosu e Villa. Chiaramente prima fase di studio. Per adesso primi secondi, si tiene al centro Villa, il più alto rispetto a Mancosu. E allora classico incontro in cui occhio che Villa prova a partire subito forte, affamato, quasi per incutere timore a Mancosu, che invece con lucidità si allontana e ragiona. Qualche sussulto di Mancosu, quasi per suscitare una reazione di Villa, che continua a tenere bene il centro del ring. E poi va a attaccare, però si fa sentire Mancosu col mancino. Alla prima sbavatura Villa punito. E si è subito acceso il pubblico. Ancora Mancosu. Scappa via il ragazzo della Villa Cidro Box. Prova ad andare col mancino, para bene Villa, ma ogni colpo di Mancosu subito un applauso. Anche questo, più duro questo. Poi prova a liberare il mancino e già giù Villa. C'è già il primo conteggio. C'è già il primo conteggio. Si sta già portando a casa un round Mancosu. E c'è tripudio per lui. Ma siamo solo all'inizio. Villa dice è tutto ok,
lasciatemi combattere. Però Mancosu fa la carica, la fame, lo vuole il prima possibile, fa sentire il mancino, ancora giù Viglia, non ne ha pazienza Mancosu, lo vuole subito questo titolo. Sale il coro Nico ed è già finita, se l'è già presa la cintura Nicola Mancosu davanti alla sua gente, porta il nome di Villa Massargia a livello internazionale, si prende la cintura, l'abbraccio con Omar Loi e poi abbraccio della sua gente. Così Mancosu ha concesso un paio di colpi a Viglia, poi ha detto adesso ti faccio vedere io. Nemmeno un round, forse nemmeno 2 minuti, lo vedremo col verdetto, ma è la sua notte, nella serata dei pianeti del sistema solare tutti allineati. I pianeti si sono allineati per Mancosu, che adesso ovviamente e giustamente va anche a parlare col suo avversario, a chiedergli come sta, a chiarirsi con lui. Ma oggi niente, nessuno poteva fermare Mancosu. Lo voleva troppo vivere questo momento, quando si è accesa quella lampadina che ha detto lo puoi vivere a Villa Massargia. Ha scelto di aspettare, lui come lui, il comune ha fatto il suo sacrificio per permettere che tutto il pubblico potesse entrare gratuitamente, regalare una pagina meravigliosa di storia Villa Massargia, storia che è una storia arrivata molto velocemente. E adesso manca solo l'ufficialità del verdetto, vittoria per KO. Si toglie i guantoni Mancosu. C'è lì Felix Rax con la cintura ha già un padrone ed è Nicola Mancosu. Quasi un po' mi dispiace perché il pubblico magari avrebbe meritato qualche round in più. Alla carica Mancosu, quasi a di là innervosito da un Viglia che invece era partito anche con fiducia, con la voglia di dimostrare di essere all'altezza dell'evento. Probabilmente lo è comunque e probabilmente oggi ce ne sarebbe stata per veramente pochi. Troppa carica per Mancosu, era carico già da ieri, nonostante lui sia un tipo sobrio nei modi di porsi, di parlare. Signori, la carica è uscita fuori dai suoi guantoni. 2 minuti e 19 secondi. 2 minuti e 19 secondi. Ed è il nuovo campione IBO Continental, Nicola Mancosu. E adesso è arrivata anche l'ufficialità. La cintura è sua. Poi la foto, io credo che sia di Silvio Loi con la foto, per ricordarlo, è venuta a mancare da poco. Chiaramente questa è una vittoria anche della Villa Cidro Box, ma è una vittoria del comune di Villa Massargia. È una vittoria di tutti, di questa comunità. L'abbraccio ancora con Omar Loi, chiaramente c'è l'emozione, c'è un bambino, è un ragazzino, non so chi sia, però intanto adesso viene alzato il braccio di Mancosu. Poi va chiarita una cosa, questo non è un punto d'arrivo, questo è un nuovo inizio, ve l'abbiamo detto all'inizio della diretta. Mancosu è già tra i top 5 fighters in lizza per lottare per un titolo italiano. Questa vittoria era importante anche per giustificare quello status e allora ci auguriamo che presto possa arrivare il momento di lottare anche per un altro titolo, un titolo italiano, quello che noi avrebbe voluto per lui per primo e quello che presto di sicuro potrà
assolutamente provare a conquistare. C'è Isabella Floris sul ring, presidentessa della Village Hydro Box. Foto, abbracci, e queste sono anche le nostre ultime immagini. Vediamo se qualcosa ancora dobbiamo osservare, dobbiamo ancora raccontare prima di chiudere definitivamente la diretta. Foto della famiglia Village Hydro Box. Prendono un po' tutti spazio sul ring. Sta per lasciare il ring Mancosu, immagino, e allora vediamo se c'è un ultimo saluto anche alla sua gente o se ci debba essere un omaggio. Infatti un omaggio del comune. C'è Deborah Porrà adesso tornata sul ring con la bandiera della Sardegna.